Buonasera a tutti e benchiatassa, Novis, Udin, il Friuli e tutte le comunità parrocchiali delle regioni si sono date ad un dopo misdì a Ciuian per assistere al primo rituale funebre organizzato per salutare Pierluigi Di Piazza, il plevan di San Michele, fondatore del centro Ernesto Balducci, morte domenica estate a 74 anni, dopo aver lottato contro la malattia per qualche mese. Tanti amici, fedei, i colleghi e studenti arrivati in frazione di Puciui a presidiare le strade e il traffico diversi volontari di protezione civile e alpins. Una seconda celebrazione con gli esequis e le sepolture si terrà domani, alle 4 dopo di misdì, in iglesie parrocchiali di Tualis, la piccola frazione di Comeglians, dove il plevan ha scominciato il Solunk Tiamin, bande la fede e Dio. A sono scominciate queste mattine i sorelux in tre appartamenti di Lauretta Toffoli, le femmine copade di Sdisfa in via della Valle a Udin e di Vincenzo Paglialonga indiziati dall'omicidio. I accertamenti sono partiti a Snufemiege in stanze delle strutture protette di Udin, là che al VIF Manuel Mason, fi de vittime. Chi li verifichi sono là di lungo per un par di oris, l'attività era rendevanti in via della Valle, impegnarsi OMSDE scientifica delle par di Padue, gli agenti di Polizia di Stato di Udin, il consulente difesa esperto di scene dal crimine di Sansonè, l'avvocato di par civile Lorenzo Reyes e la criminologa in chiariare de difese Linda Pontoni. A Mania sequestras 5.000 curtish made in Cina venduti con le etichette prodotte italiane. La perquisizione è stata condotta in un'azienda conosciuta dal territorio des Flamis Alis e delle agenzie des Accisis, Doganis e Monopolis, dopo che ieri è venuta su una importazione anomala dall'Oriente di prodotti di curtiscerie pronti per vendite. Il rappresentante legale della fabbrica è stato denunciato per fraude in commercio. 5 lavoratori in neri sono stati schiattati dentro di un ristorante etnico di Udine in un cantiere attivo in zone di Pradaman. Gli accertamenti sono stati fatti dal nucleo ispettorato del lavoro di Udine che hanno sospeso anche le attività di ditte edile. Sanzioni per più di 30.000 euro, 10.000 ristoratori che impleavano un cameriere non declarato e 20.000 edite che dava lavoro a 4 operari non in regole. A sono 130 news in Facebook in regione attraverso di 4.386 tampons trasverse molecolari. 6 i morti registrati in queste ultime 24 ore. Avevano a 2 pazienti ricoverati in terapia intensiva, sono invece 149 persone ricoverate in altri reparti delle aziende sanitarie regionali. È stato un incidente stradale in Talprin dopo di misdì a Bruniere, in via Dalmas si sono da squintri una moto di cross guidata di un frudi di 17 anni e una macchina, una Panda, con una cubi di anzians. L'auto, guidata di una femmina, e ieri da ora la fuori dal portone de proprie chiase, introducendosi sulle strade principali, ha impattato quindi le dos ruedis che venivano di via Ungaresca. I squintri delle state violente, ma in maniera fortunata le persone coinvolte non hanno riportato conseguenze gravis. Presi al consumo invariati in genere avrì la Udin, ma vero e proprio boom rispetto al 2021 con un aumento dal 6,2%. Lo rileva l'ufficio statistico del comune che all'assegna il primato dagli aumenti di presi a boletti e spesi le adis e chiase, in tal loro insieme cresciuti dal 23,5% in un anno. In rive su anche i presi di alimentari e bevande analcoliche in calà come l'iscomunicazione e l'istruzione. A più di un mese fa, invece, hanno cominciato a frenare i costi cresciuti di più in dei mesi di prima, partendo proprio di abitazione, aghe, elettricità e combustibili. I segnali di riprese sono, ma non si volerà dal tempo prima di tornare ai livelli dal 2019. Le c'è anche registra della filiera del wedding di Confartigianato dal Friuli Venezia Giulia in stagione che dà l'inviamento a cerimonie religiose tra battisimi, primi comunioni, cresimi e matrimoni e anche a ches civils. Si fa più attenzione al pregite, poi abiti di cerimonie e certe tendince rimesse a modello. Poi vestiti di novice si
scelci il NUF, ma pensando a modelli che poi di essi doprata anche in altri circostanci. La filiera del wedding ha fatto l'ufficio studi di Confartigianato Impresi Sudin in regione conta 4.487 imprese con 9.997 dipendenze. Per queste realtà il 2020 all'estate l'anda stop, tanto che il 90% delle imprese ha registrato un calo di affars. A Udine che performa una proposta che è partita dal 2017 di amministrazione comunale di Prime e è stata approvata di fatto una delibera che dà la via libera e concessione di gestione dei servizi energetici attraverso la realizzazione di interventi di adeguamento e efficientamento energetico dai edifici comunali e dai implants. Sentì il sindaco di Udine, Fontanini. Novità in RIF per il risparmio energetico sono ridotte dai uffici e dagli edifici comunali. Sì, ho tanti edifici, no? Sono le scuole, le palestre, gli uffici. Il comune ha quasi 200 edifici che hanno bisogno di una fornitura di calore. Allora mi fate un project financing, in pratica faremo la gara come la ditta che vincerà e verrà di gestire questi implants e varrà 2.000 euro all'anno da bande dal comune per 15 anni, però la ditta che vincerà è ad impegnarsi a fare investimenti per più di 8 milioni. Quali saranno gli investimenti? Saranno i pannelli solari, e saranno di cambiare i balconi, e saranno di mettere in pratica il cappotto da questi edifici per aumentare l'efficienza energetica, come si dice. Quindi un bando importante che ci permette di affrontare i costi di energia che purtroppo sono cresciuti in questi ultimi mesi e allora in questa maniera sono sicuro di migliorare la qualità e anche di sparagnare qualche franco proprio dai costi di energia, in particolare dal riscaldamento. A 7 mesi dal suo posizionamento, che stamattina ha avviato ufficialmente dei sospuartis la nuova edicola di Steel Liberty Methode da Pitt di Palazzo da Ronco in tal centro storico di Udine. L'inviamento di nuove attività assegna la serate definitive dal vecchio baracchin di Place San Jacomo. E restante a Udine, in via Alvignese, è stato avviato il primo cantiere per realizzazione d'osta rondis, di là dal posizionamento del materiale necessario ai lavori, è scominciato anche l'abbattimento di qualche plante che saranno di slavolte di atris che chiederanno collocazione in aris verdis realizzati ai sbandis de starondis, cemut che nos sclarisce il vice sindaco Loris Michelini. Le rotonde sono state messe in pins come domande di contributo in che modo giunte a Onsel, quindi ho ritenuto comunque di là in avanti, qui bes che sono arrivati, e chiaramente per far stare i rotatori bisogna fare slargare il raggio di curvatura e quindi già va qualche morar. Noi già l'anno passato avevo implantato 46 morars in più che noi erano. E chi stanno, ho già varin, mi pare 27, non so che sono, perché sono 2 le rotatori, però una parte di chi caio metin de saioli che sono vicini ai rotatori, addirittura fanno anche dei placiuti dove si può dare a stare, fermarsi anche, sintassi se si vuole. E chi altri si investe e vigneranno posizionarsi in altri sbandi. Ovviamente i morars con gli avin ne sono una piccola parte, perché lì sono centenari di morars, no? O la sim, perché è giusto, al filar di da via Alvignese si contraddistingue proprio per quel significato lì, è un viale alberato, no? E come tale la diresta. Ci rende anche di tigni a più possibile bene i platanos, perché lì è un problema anche, lo sapete che al cancro che sta purtroppo facendo vittime su che robe lì. Comunque non si attende su che robe lì, non perdiamo su morare, se no che scognin, perché se no non tu puoi fare il lavoro. E dopo andiamo a fare anche tutto il resto, perché gli attraversamenti pedonali, l'illuminazione, i controviai che sono come impraticabili, o la SIN i parcheggi, perché lei ha bisogno di parcheggiare, poi c'è fa, e poi i disabili, anche le nuove sfermate, con da le possibilità di sostare e via discorrendo, fino ad arrivare a Piazza 26 lui, insomma, lì a Vindi fa anche
nuove segnaletiche. Alla fine occorre di fare un bel lavoro. I team speriamo che siano non tan lunghi, di finire per fin dall'anno o comunque a gennaio al massimo. Si stanno preparando per adunare dagli alpini al prossimo anno. E anche per lo sgnota le dute, Gnovis al torne domani sera sempre snuvman col vintie. Mandi e buone serate, Riviodisi.